Terza corsa dall'Arcoveggio di Bologna, confronto per cavalli di 3 anni, non vincitori di 18.000 euro in carriera, distanza del doppio chilometro. Sono solo 7 al via. Favorito è Fin di Girifalco, che ha sbagliato nell'ultima falsa partenza. Vediamo come si comporterà in corsa il netto favorito del team di Alessandro Gocciadoro, cavallo che è favorito a quota di 1,35 sul campo. Autostart in movimento. All'1 Fin di Girifalco Alessandro Gocciadoro, 2 Fly to Check Antonio Di Nardo, 3 Fantastica Fass Roberto Vecchione, 4 Fiammetta Ferma Antonio Greppi, 5 Fanta Spritz Andrea Farolfi, 6 Fast and Furious Loris Farolfi, 7 Forever Lorenzo Baldi. Autostart che ha raccolto i partecipanti lungo la curva di destra, si appresta ad entrare sulla retta opposta alle tribune per il lancio. Partiti. Fly to Check sbaglia Fin di Girifalco. Fly to Check prende la testa nei confronti di Fantastica Fass, poi Fanta Spritz che cerca posto, non lo trova per l'inserimento da parte di Forever, si è rimesso in coda Fin di Girifalco. Fila indiana alle spalle della leader Fly to Check, rotta soltanto da Fast and Furious che cerca posto e da Fin di Girifalco che viene via dall'ultima posizione. 16,1 per il lancio da parte di Fly to Check, arriva con decisione Fin di Girifalco all'esterno. Fin di Girifalco che risale il gruppo, Fly to Check all'avanguardia a ritmo da treno, lascia sfilare il favorito dopo un 32,7 di primo quarto. E così Fin di Girifalco ringrazia, dopo la rottura al via, si ritrova al comando senza spesa dopo 600 metri in 48,1. Seconda posizione per Fly to Check, la terza per Fantastica Fass, poi Forever, quindi Fanta Spritz, ancora Fiammetta Ferma e Fast and Furious. Fila indiana, sul piede dell'1,20,3. 1,4,3 per i primi 800 metri di corsa. Fin di Girifalco, Fly to Check, Fantastica Fass, Forever, Fanta Spritz, Fiammetta Ferma e quindi Fast and Furious. 1,26 il chilometro in una non vincitore di 18.000 euro in carriera per i 3 anni. È tutto dire, passaggio davanti alle tribune e manca un giro alla fine. Frazione in 15,7. Fin di Girifalco, indisturbato leader nei confronti di Fly to Check. Fantastica Fass che accenna una mezza corsia, poi Forever, Fanta Spritz, Fiammetta Ferma, Fast and Furious. Curva di destra in 15,8, muove Fantastica Fass che va all'esterno. Seguito da Forever, Fanta Spritz, guadagna di dentro Fiammetta Ferma. Retta opposta alle tribune, inizia ad allungare Fin di Girifalco che ha un'incertezza ma si riprende al volo, 14,9 la retta di là. Fin di Girifalco in vantaggio, Fantastica Fass al suo esterno, Fly to Check in corda, Fiammetta Ferma terza di dentro, poi Forever all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. Fin di Girifalco entra in vantaggio, Fantastica Fass al suo esterno, Fly to Check che attende l'open stretch, insiste Fantastica Fass che attacca il battistrada Fin di Girifalco, Fantastica Fass e Fin di Girifalco che si difende, Fin di Girifalco vince nei confronti di Fantastica Fass, mentre per il terzo posto forse Forever all'esterno riesce a battere Fly to Check. 29,3 ad arrivare, 1,18,1. Per il successo di Fin di Girifalco. Alessandro Gocciadoro guida e training per i colori del signor Roberto Iavazzo. Vince il figlio di Maharaja. Una corsa così. Fin di Girifalco su Fantastica Fass e Forever.